Va ora in onda Musica Indipendente. Pre- Buongiorno e benvenuto Francesco Caprini, ti sentiamo e ti vediamo benissimo. Bene, grazie Roberto, gentile come sempre. Io ho un ritorno, ho un eco nel microfono, non so voi, ma da casa ho questo ritorno. Non è fastidioso, però se lo eliminiamo mi dà più serenità. Francesco, dovremmo essere a posto, la camera perfetta prima, comunque dovrebbe essere a Bene, posto, ti vediamo, ti sentiamo bene, dimmi un po'. bene, avevo già chiamato gli ospiti, siamo in linea, com'è? Sono Mi come dai- ci siamo scritti in chat, forse però non è arrivato il messaggio, l'ospite è in collegamento. Bene, io posso già salutare Richard e posso salutare Roby Matano che sono con noi oggi nella puntata di Musica Indipendente. Mi sentono? Io ti Sentono bene. sento e ci sono Bene, solo io, sono Richard. ah, Va sei solo bene? Richard, perfetto. Bene, Richard, noi ogni venerdì ci colleghiamo con artisti, prevalentemente artisti indipendenti della musica italiana, infatti la trasmissione si chiama Musica Indipendente. Però siccome parliamo di un autore, di un artista che negli anni 60 hanno realizzato un'etichetta che in realtà era un'etichetta poi indipendente, ci piaceva appunto poter parlare con voi di questa esperienza, soprattutto anche del libro che uscirà in questi giorni, che presenterete a Milano il 28 di settembre, di questo libro 29, che 29 settembre, data 29, fatidica. giusto, data fatidica 29 settembre e che ha per tema, speriamo bene, puntini puntini Lucio. Quindi chi è il Lucio nazionale di cui stiamo parlando? Ci vuoi introdurre tu? E beh, il Lucio nazionale è l'indimenticato, l'indimenticabile Lucio Battisti ovviamente, e sarà un libro particolare perché per la prima volta, con tutti i libri che ci sono di Lucio Battisti, che parlano dei successi di Lucio Battisti, questo libro parlerà degli insuccessi di Lucio Battisti, perché Lucio, non dimentichiamo che prima di essere il grande cantautore che tutti conosciamo, era un ragazzo, un ragazzino, un ragazzo che suonava in un complesso, i campioni di Roby Matano, che salutiamo perché sicuramente è all'ascolto ma è impossibilitato a muoversi. A proposito, un saluto anche agli ascoltatori e a Francesco Caprini che mi ha gentilmente invitato. Stavo dicendo che Lucio è stato un ragazzo come tutti noi, con i problemi che abbiamo tutti, con i problemi artistici che abbiamo tutti, cioè imporsi o far sentire i propri pezzi a qualcuno che possa essere interessato, e questo libro tratta appunto dei primi momenti, gli oscuri inizi di Lucio Battisti. Ok, quindi in pratica il libro che voi avete scritto insieme, che ricordiamo si intitola Speriamo bene Lucio, parlerà di un aspetto non secondario, anche se perché Lucio appunto sappiamo tutti i successi che hanno avuto, ma comunque importante dei successi con alcune canzoni che ascolteremo poi tra l'altro oggi, che non hanno avuto quel successo sperato. Sì,
poi quando ci sarà l'uscita il 29 settembre, data ormai storica, spiegheremo anche il perché del titolo Speriamo bene Lucio, è una firma, Speriamo bene Lucio. E sì, Robby Matano, che credeva molto in questo ragazzo che aveva nel suo complesso, si chiamavano complessi allora, credeva molto e gli ha insegnato i rudimenti per comporre canzoni, perché sapeva, vedeva nelle sue dita, nelle sue corde, che aveva qualcosa in più degli altri, aveva una marcia in più. Quando suonava le canzoni del night, perché i campioni facevano night, ci metteva molto del suo e diventavano nuove composizioni. Quindi Robby Matano ha pensato: perché non componi del tuo? Ovviamente Lucio ragazzino gli ha detto: ma tu sei matto, io non so nemmeno da che parte si comincia. Con molta pazienza, molta determinazione, e Robby gli ha fatto vedere come si componeva una canzone, e poi vi spiegherò anch'io come, perché il trucco l'ha insegnato anche a me, come si componeva una canzone e come si poteva poi, e poi con questo nastri sotto braccio, Matano girare per tutte le case discografiche, che una volta, Francesco, sai che a Milano avevano tantissimi, sì. Anzi, più che girare case discografiche, girava gli editori, che erano quelli forse più interessati ad acquisire nuovi brani che non nuovi cantanti. Certo. Allora, niente, partiamo subito con un brano. Il brano è Era, è interpretato da Ecco. Lucio Battisti. Puoi dire di che anno era? Francesco, Era? vorrei spiegarti, visto che metti questo brano, in combinazione metti questo brano, Sì. questo è uno dei brani che hanno composto assieme e che Robby gli ha fatto vedere come poteva essere. Praticamente prendevano canzoni straniere e le suonavano pari pari, modificavano dei giri armonici e diventavano altre canzoni italiane. Infatti, se tu anzi, senza se, tu conosci molto bene la storia del beat internazionale, e sentirai in Era che richiama qualcosa del famoso Donovan. Ti ricordi Donovan? Catch the Wind? Ecco, Era richiama proprio molti ascoltatori ricorderanno Donovan. Come? Bene, allora niente, allora Senti. ascoltiamoci questo pezzo che ci ha introdotto Ascoltiamoci. molto bene e che dà un'idea anche del clima musicale di quel periodo là. Ok? Del 1966, esatto. Perfetto, allora Lucio Vai. Battisti in Era 1966. Di
Eccoci qua, abbiamo ascoltato ora di Lucio Battisti e vi ricordiamo che siamo in diretta con Richard Milella, scusate, e stiamo presentando il libro su Lucio Battisti, speriamo bene. È un libro scritto con Roby Matano, che è un artista che per anni ha suonato nei vari club, nei dances, nei night della Milano e dell'Italia che conta. E dopo aver intuito che questo ragazzo qua aveva delle potenzialità, l'ha preso nel suo complesso, che era loro nei campioni, e hanno lavorato insieme per diversi anni, almeno un paio d'anni. Tra di loro c'è stato un carteggio molto fitto, molto intenso, hanno giocato sulle aspettative, pieni di speranze, hanno fatto tanti provini, insomma, tutto questo lo trovate in questo libro che il 29 di settembre sarà presentato a Milano in una conferenza stampa. Con noi al microfono, ricordiamo, abbiamo Richard Milella, che con lui andiamo avanti in questa ricerca e approfondimento sulle tematiche che il libro sta raccontando. Bene, Sono Richard? qui. Sono qui, sì. Benissimo. Ricordiamo che verrà presentato in forma privata il 29 settembre a una certa ora, ma alle 18:30 verrà presentato in forma pubblica presso lo Spirit de Milan, un locale che tutti conoscono a Milano, in cui ci sarà un ingresso libero e tutti potranno accedere, ovviamente presentando generalità, sapete i problemi del Covid. Niente, ti stavo dicendo che questo brano era, per esempio, è stato uno degli insuccessi di Lucio Battisti, era il retro di una Luisa Rossi del 67 e seguiva il disco del 66, Dolce di giorno per una lira, che anche questo vendette pochissimo, quindi non si nasce artisti da un giorno all'altro, come molti pretendono e come pensano che succeda. Lucio Battisti ha fatto la sua bella gavetta per anni, è rimasto con i campioni 4 anni e poi Roby Matano lo ha seguito per un'altra decina di anni, proprio per indirizzargli questa sua carriera. Non so se avete visto settimana scorsa lo special su Battisti su Rai 2 e c'era proprio Roby Matano che spiegava queste cose. Lucio Battisti veniva dalle montagne, diciamo, veniva da Poggio Bustone, che è un paese sconosciuto nel Reatino, in provincia di Rieti appunto, e quindi era molto timido, era molto riservato e faceva fatica a legare con gli altri. Proprio questa esperienza con i campioni che lo ha portato a suonare nei più grossi locali italiani, soprattutto a Milano e all'estero, gli ha aperto anche delle prospettive sue, gli ha aperto l'animo, ha capito che poteva essere qualcuno e la sua convinzione lo ha portato fino in fondo, perché usava dire io so forte, cioè lui era convinto di quello, romani, di quello insomma, che era. Sì, è un no, ma luogo lui era comune, convinto. però è vero, insomma. Ma questa convinzione gli è arrivata però, diciamolo a tutti i musicisti in circolazione, dopo anni e anni di gavetta. Oggi invece quando imbracciano la chitarra dopo 3 mesi pensano di essere già dei nuovi Lucio Battisti, diciamo, ma purtroppo le cose non funzionano così. Lo sai benissimo, io e te abbiamo a che fare molto con questi artisti che a volte forse sarebbe meglio che facessero un altro mestiere, per carità, ci sono anche dei talenti, però il talento va coltivato e va coltivato di giorno in giorno senza mettersi così in testa chissà che cosa. Lucio Battisti era questo, inizialmente non sapeva cosa fare, alla fine era convintissimo, dopo anni di gavetta, era convintissimo di fare quello che si ha era saputo stabilito. fare. Sì, c'è anche da dire che una volta le case discografiche ti sorreggevano, cioè facevi un 45 giri, non andava bene, ti permettevano di farne un secondo. I primi 2 45 giri di Lucio Battisti non so se hanno venduto 1000 copie tutti e 2, adesso sono molto ricercati quelli originali, però il primo Dolce di giorno e il secondo Era
sono state stampate 1000 copie, ne sono tornate in ricordi 500, quindi vedi che le cose non è che andassero benissimo. E poi Però c'era piano molta più piano, attenzione, molta più disponibilità da parte dei direttori artistici, anche perché con i esattamente, musicisti si creava un'empatia, no? Quindi sì, si poteva sbagliare un singolo, anche il secondo singolo, per l'amor di Dio, ci stava. Diciamo che c'era questa pazienza nel coltivare con delicatezza il talento che uno aveva dentro. Poi vabbè, poi nel sì. caso di Battisti il talento dopo un po' è uscito, ma è uscito anche prepotentemente. Ecco, diciamo anche che, e lo sappiamo bene, che una volta nella discografia giravano i soldi veri, adesso Certo. purtroppo gira solo roba liquida e basta, solo roba che No, non, e che non poi si vede. va Quindi, aggiunto anche che in questo periodo di coronavirus la situazione è peggiorata moltissimo perché non potendo moltissimo, fare esatto. concerti, non potendo fare promozione, si è smesso di produrre, se non i grandi artisti, quelli del mainstream, e soprattutto i locali hanno cominciato a chiudere perché non avendo Mhm. appunto possibilità di organizzare eventi per le normative legate al coronavirus, distanziamento sociale, la sanificazione, tutto quanto mette in Sanificazione difficoltà prima e dopo, l'organizzazione. sono tutti Quindi costi. tutte cose. Però io volevo farti una domanda tornando su Lucio Battisti. Mi ha indicato nella scaletta un brano che è per una lira. Io me lo ricordo suonato dai Dick Dick, invece tu me l'hai segnalato come dei ribelli. C'è questa versione dei ribelli? Sì, c'è anche una versione dei E tra ribelli, e tra l'altro dovremmo c'è sentire adesso. Sì? voi avete dei Dimmi. ribelli? Ecco, Sì, perché... Pronto, mi senti? sì, sì, ti sento. Ecco, Sono qua. perché bisogna specificare che la Ricordi aveva preso Lucio Battisti come autore, non come cantante. Sai la differenza tra le edizioni e le case discografiche? Erano due entità completamente Sì, diverse. Cioè la Ricordi voleva Lucio Battisti come autore, che facesse dei pezzi e finito. Mentre poi si è scoperto che poteva anche cantare. Effettivamente non aveva una gran voce. Io ho sentito dei provini e se fossi stato un direttore artistico avrei ciccato subito perché non avrei dato spazio come cantante, però si è rivelato un ottimo cantante. Lucio Battisti beh, componeva canzoni che poi la Ricordi dava ad altri artisti, dava ai Dick Dick, dava ai Ribelli, dava ai Rox. Io vivrò senza te, per esempio, l'aveva data ai Rox, uno in più l'aveva data a Ricky Maiocchi, non è Francesca, l'aveva data ai Balordi, insomma. Lucio Battisti nell'ambito della Ricordi funzionava come autore, poi ha voluto cantare certo. e si è scoperto che potesse cantare ed è tutto scritto gli inizi su questo libro che speriamo bene delle edizioni Freccia d'Oro di Bologna che presenteremo appunto il 29. Ecco, Sì, tra per una l'altro ti lira. Come? faccio, dimmi, noi abbiamo ancora tempo, ma ti volevo proprio segnalare che il nostro regista ha trovato proprio la versione dei Ribelli di Per una lira. Vedi, esatto, Quindi, esatto, quindi noi perché sentiremo la versione dei Ribelli di cui Lucio, come dicevi tu, ma ancora adesso c'è questa usanza di avere nelle case discografiche un arrangiatore, un sì, autore, un compositore. Parlo di case serie e professionali, e sì. quindi noi ci sentiamo questa canzone per una lira scelta da te dei Ribelli che ci fa veramente piacere perché ci hai aperto un'altra fiammella su quello che è stato questo genio di Lucio Battisti, Se anche vuoi, come ecco, se autore. vuoi faccio una piccola premessa anche di questa canzone. Praticamente Mogol era andato al clan di Celentano a presentare le canzoni di Battisti a Celentano e lo stesso Adriano ha detto bella questa canzone, però non sono adatte a me. E a fianco loro c'erano in quel momento i Ribelli, che nello specifico Gianni Dallaglio e Massara, che hanno sentito il provino di Per una lira, hanno detto questo è bello, questo potrebbe essere adatto a noi, e così l'hanno preso e la canzone che aveva proposto per Celentano è andata ai Ribelli. Adesso la sentiamo nella loro bella versione. Grazie Francesco di averla Benissimo. trovata.
Resta in linea, mi raccomando. Certo. Francesco, hai probabilmente disattivato il microfono. Quindi, allora, stavo dicendo, con noi c'è sempre il nostro ospite Richard Milella. Allora, nel luglio del 66 Lucio Battisti pubblicava il suo primo singolo. Iniziava così la carriera discografica di uno dei più importanti artisti che la musica italiana abbia avuto. Negli anni 60 era abbastanza facile arrivare a incidere un disco, ma Battisti, a differenza di tanti altri, aveva alle spalle una lunga cavetta fatta ai concerti. Ecco, tutto questo voi troverete nel libro, speriamo bene, puntini e puntini Lucio, che a giorni troverete nelle librerie. Con noi abbiamo Milella, con il quale ha collaborato come autore Roby Matano, musicista di grande classe e stile del mitico gruppo di Lucio Battisti, vabbè, di Tony Dallara, e tutto questo lo ascolteremo a breve dopo la pubblicità. Pronto? Pronto? Ci sei? Sì, io ci sono associato alla pubblicità un minuto. Tu puoi dire quello Sì. che vuoi, Richard, mi raccomando. Cioè, Sì, stai sì. facendo delle cose molto belle e importanti. Ogni tanto ricorda... Intanto l'ora la pubblicità. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Bene, siamo in studio con Richard Milella, stiamo parlando del libro di Lucio Battisti, speriamo bene. Che dire, un Volevo libro che Sì, far presente agli ascoltatori un piccolo aneddoto che ci sì, accomuna me e te, Francesco. Per una lira, che era semplicemente un provino portato al clan di Celentano, fu ascoltato per la prima volta da un nostro comune amico, purtroppo scomparso a febbraio, detto Mariano. sì, detto Te lo Mariano. ricordi, detto Sì, ho Mariano? visto anche recentemente il tuo convegno che hai fatto l'anno scorso lì, zona Caravaggio. Esatto, il nostro amico. Mhm. Poi purtroppo è morto a marzo per il virus, vabbè. Detto Mariano ascoltò questo pezzo, gli piacque e lo arrangiò per i ribelli. E poi volle conoscere personalmente Lucio Battisti e per ben 3 anni gli arrangiò tutti i pezzi portandolo a successo, ma arrangiamenti veramente particolari come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, addirittura o 10 ragazze per te o 740, ecco, tutti arrangiamenti del grande Detto Mariano che dobbiamo dire fu l'artefice del successo, del cambio di passo da cantautore a cantante vero per quanto riguarda Lucio Battisti. Ecco, Detto Mariano è stato un grande personaggio. Lui ha scoperto questo brano per i ribelli e li ha seguiti, ha scoperto gli arrangiamenti nuovi per Lucio Battisti. Questo volevo farlo presente, insomma. Bene, con Poi, noi c'è Richard dimmi. Milella, autore del libro con Roby Matano, Speriamo bene Lucio. In questo libro c'è il Battisti degli esordi, delle delusioni e delle prime grandi soddisfazioni, raccontate proprio da loro, come Minella e da Roby, che sono una testimonianza diretta di questa storia, che poi è diventata una storia straordinaria, no? Che ha portato Battisti molto avanti, diciamocelo tranquillamente. Sia Detto Mariano, era un arrangiatore, però aveva una dimensione straordinaria anche nella ricerca dei suoni, tant'è che i brani di Battisti sono brani internazionali, dei suoni che trovavi solo nei dischi inglesi. Adesso Esattamente, io ho quell'età lì, quindi lo posso testimoniare con tutta tranquillità. Però se voi andrete poi a prendere il libro di Lucio, cioè che parla di Lucio, speriamo bene, di Richard Milella, di Roby Matano, troverete anche altre news, altre informazioni. Richard, dove si troverà il libro? Ma il libro dovrebbe essere già online per conto delle edizioni Freccia d'Oro, però uscirà ufficialmente nelle librerie dal 29 settembre, data che tutti sappiamo ha un valore particolare per Lucio e per gli amanti di Lucio Battisti. Ovviamente io ho solamente raccolto le impressioni del maestro Matano perché è lui che ha vissuto accanto a Lucio. Io l'ho solamente sfiorato alla numero 1, ma non mi sono mai approcciato a Lucio perché quando l'ho conosciuto io era già irraggiungibile. Diciamo che alla numero 1 ho conosciuto come si chiama, la PFM, la Formula 3, il volo, ma di Lucio ormai era già inavvicinabile, mentre Matano conosce molto bene come sono andate le cose, come sono andate effettivamente le cose, perché ci sono in giro un sacco di voci, tutti hanno scoperto Lucio, ma nessuno sa veramente come si è svolto il percorso artistico di Lucio. Ecco, questo libro fa chiarezza sugli inizi oscuri di Lucio Battisti, compositore, perché componeva una canzone che non so se avete già voi in radio già trovato, per esempio, una canzone che gli permise già qualche successo, qualche Rientro riscontro di vendite, economico anche? una canzone che scrisse per Ricky Maiocchi. Non so se l'avete voi? L'abbiamo. Quando vuoi ce la Sì, sentiamo. avete tutto praticamente voi, eh? Sì, Sì. facci una piccola introduzione su uno in più di Ricky Maiocchi, poi te la Esattamente. mettiamo.
Esattamente, la canzone era Uno in più, che piacque molto, si parla sempre di provini editoriali, che piacque molto a Ricky Maiocchi, un cantante beat molto famoso negli anni 60, che la fece sua e la portò a successo. Lì cominciarono i primi riscontri sul nome di Lucio Battisti, quindi mi sembra sia il caso di sentirla se l'avete. Uno in più di Perfetto. Ricky Maiocchi, ex cantante dei Perfetto. Camaleonti. Esatto, benissimo. Ci ascoltiamo la canzone di Lucio Battisti, Uno in più, cantata da Ricky Maiocchi. Bene, allora siamo in onda, abbiamo ascoltato un in più di Lucio Battisti interpretata da Ricky Maiocchi, siamo negli anni 60, Ricky è un artista importante perché era stato il cantante leader dei Camaleonti, I Camaleonti, quindi esatto. questa esperienza fa sì che dà a Lucio l'opportunità di farsi conoscere maggiormente, ma altri aspetti invece di quei primi anni di carriera sono anche meno noti. Roby Matano li racconta in questo libro che io consiglierei a molti perché è una lettura veramente piacevole, è la storia della musica italiana ed è fatto da personaggi che sono credibili perché hanno vissuto dentro nella musica veramente a 360 gradi. È così, Richard Milella? Sì, esatto, e
come ti dicevo, era il periodo in cui Robby Matano insegnava a Lucio Battisti come scrivere canzoni. Infatti nel pezzo che abbiamo sentito, abbastanza sempliciotto nella sua costruzione, però era un richiamo a Bob Dylan e alla Joan Baez degli anni 60. Diciamo che c'era molta retorica giovanilistica in quel brano, però ricordiamo che ha anticipato i tempi. 2 anni dopo ci sono state le rivolte giovanili, c'è stato il risveglio degli anni, il famoso 69, il risveglio degli studenti. Ecco, questo brano diciamo che anticipava un po', anche se rifaceva in qualche modo la voce a Bob Dylan di Blonde on Blonde, cose che Battisti poi ha amato molto. Battisti, quando ha scoperto Dylan, si è fatto tutta una discografia sua, non ascoltava altro, ecco. E questa è stata un po' la scuola di pensiero del Lucio Battisti giovane. Bene, poi in quel periodo lì i giovani negli anni 60 erano molto curiosi, cioè amavano la musica pop, la musica rock, bravo. c'era la Motown Record che ha influito molto Lucio Battisti anche per quanto riguarda il prossimo brano che ascolteremo, che tu ci hai indicato, che non svegliamo adesso, ma lo Mi sa diremo che fra tu un hai già po'. letto il libro però, Mi sa che tu C'era hai un già letto il libro. Dimmi Richard. Mi sa che tu hai già letto il libro perché o conosci molto bene Battisti o hai già letto il libro, perché stai anticipando cose che effettivamente sono successe, che effettivamente sono nel libro. La Motown è stata un'altra delle scuole di Lucio Battisti. Continua. Beh, assolutamente sì, e quindi poi dopo che ti ho introdotto in questo argomento, sarei tu a presentare la canzone. E erano tempi appunto importanti, di grandi cambiamenti sociali, culturali, politici, quindi nasce il movimento studentesco, dall'America arriva il movimento della Berkeley con Jim Morrison e va oltre Bob Dylan nella poesia. Insomma, è un momento molto, molto importante che tutto si sviluppa nell'arco di 2 o 3 anni, quindi una velocità incredibile. Ed essere testimone in quel periodo lì, io credo che proprio attraverso il libro si possa cogliere meglio. Ecco perché invito tutti quanti poi ad andare a vedere e possibilmente anche acquistarlo. Quindi l'avvicinamento di Lucio Battisti alla Motown cosa vuol dire? Vuol dire che Lucio amava moltissimo gli artisti di colore, il soul e il rhythm and blues. Una volta tirò dietro i ribelli, pagò il biglietto a tutti i ribelli pur di andare a vedere James Brown al Palalido, credo, o al Lirico, al Nazionale, insomma, perché lui adorava questo genere. E quando gli fu proposto di andare a Sanremo con una canzone che poi presenterai, volle per forza al suo fianco e fece tutto per avere Wilson Pickett. Infatti era una canzone con grande intermezzo del rhythm and blues che ha reso con Lucio Battisti, ma Wilson Pickett gli ha dato proprio una versione indimenticabile. E questo era il Lucio Battisti nero, la sua anima soul. Il pezzo era al Festival di Sanremo del 69, dopo aver partecipato al 68 e al 67 come autore, credo Una farfalla impazzita e l'anno dopo con un altro brano. Quest'anno, nel 69, si presentò come cantante con una canzone molto soul che riscosse un grande successo ed è ancora ricordata molto anche adesso. Vai tu col titolo. Bene, il brano è un'avventura. A Sanremo la fece con un mito della storia del rock, del rhythm and blues internazionale che era appunto Wilson Pickett, e Lucio affrontò questa esperienza veramente con grande spavalderia e una capacità esecutiva non comune negli artisti italiani. Sentiamoci un'avventura di Lucio Battisti cantato da Lucio Battisti.
Bene ragazzi, questo è un pezzo da pelle d'oca. Pensate che è stato cantato a Sanremo 51 anni fa, è ancora di una attualità straordinaria, incredibile. Cosa mi dici, Richard, riascoltando queste Ecco, canzoni? ecco, anche i nuovi ascoltatori, le nuove generazioni si saranno resi conto della grandezza di Lucio Battisti. In questa versione, fra l'altro, edulcorata e italianizzata, quella di Wilson Pickett è addirittura di un rhythm and blues tremendo, ed entrò in classifica anche in America, una canzone italiana fatta in rhythm and blues americano, cioè una cosa addirittura fuori dal mondo per gli anni 60. Ecco, in questo periodo Lucio Battisti cominciava già a rinfrancarsi, ad essere un autore autonomo, a aver imparato i trucchi del mestiere, perché diciamolo, anche scrivere una canzone ci vuole mestiere, giusto? Non è, Certo. va bene l'arte, va bene l'ispirazione, ma ci vuole anche mestiere. E questa 10, cos'era questa? È un'avventura Un'avventura. arrangiata da Reverberi, era veramente un grande pezzo e spero che ve ne siate resi conto. Voglio rinnovare l'incontro con la nostra gente, con i nostri amici, il 29 settembre, data fatidica, ripetiamolo. Settembre tra l'altro è fatidico per Battisti per due motivi: per il 29 settembre e per la sua Ascoltiamo. morte l'8 settembre ovviamente. Ecco, voglio ricordare chi è in grado di farlo, chi potesse farlo. Il 29 settembre ci troviamo tutti allo Spirit de Milan con ingresso gratuito per commemorare Battisti e parlare anche di questo libro. Ci saranno anche degli ospiti musicali, quindi vi invito tutti a A che questa... ora, Richard? Sì, è vero, l'orario è dalle 18:30 fino alle 19:30, quindi un'ora solo di Battisti. Poi ovviamente lo Spirit de Milano andrà avanti per la sua strada, le sue cene, i suoi aperitivi, il suo teatro, il suo cabaret forse anche, però un'ora ce l'ha regalata, un'ora ce l'ha dedicata, perché riteneva importante la presentazione di questo libro. Speriamo bene, Lucio, che il titolo poi capirete quando avrete il libro, quando farete la presentazione, cosa vuol dire il titolo. Sarebbe stato facile chiamarlo 10 ragazze, chiamarlo, non so, il nostro caro Angelo, invece l'ha chiamato Roby Matano, l'ha chiamato Speriamo bene, e c'è un motivo molto molto particolare e tutto da scoprire. Quindi vi aspettiamo il 29 settembre. No, tu Io hai lo già so, letto ma il non lo libro, dico perché a così quanto pare tu obblighiamo hai già la letto il libro, gente ad non andare a vale, non prendere il spoilerare, libro. altrimenti ti stacco le gambine, Francesco, stai No, va attento. bene, io lo so, ma Non- perché sono molto informato, Va va bene, va bene. bene. No, Ascolta, però ti di puoi Lucio ti puoi Battisti, permettere tutto. adesso un'ora è ancora poco per parlare di lui. Infatti abbiamo Eh, parlato e siamo già arrivati alla alla fine del fine. nostro programma che dura la bellezza di un'ora. Però prima di lasciarci, io vorrei proporre al nostro pubblico una canzone scelta sempre da te, che è una canzone storica che ha aperto proprio una dimensione spaziale a Lucio Battisti, che è Acqua Azzurra e Acqua Chiara. E poi Ma ritorno con te. c'è un motivo del perché di questa canzone. Questa Sì, è quella che ha lanciato definitivamente Lucio Battisti nel firmamento dei grandi autori e dei grandi cantanti. Tu pensi che questa canzone non era prevista che andasse al Cantagiro o al disco per l'estate, era prevista che andasse in retro 10 ragazze, altrettanto bella per carità, sì. ma niente a che fare con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Quando proposero la canzone al disco per l'estate, la sentì Renzo Arbore e disse: no, guarda che forse è meglio che mandate al retro, perché mi sembra più adatta al ritmo estivo. Sì, ma dicevamo, ma c'è quel momento in cui cala con la voce, niente, manda questa canzone, 10 ragazze per te, diventò un successo clamoroso, no, scusami, Acqua Azzurra, Acqua Chiara diventò un successo clamoroso, 1,5 milioni di copie, e restò in classifica non so quanti mesi. Da lì fu decretato che Lucio Battisti era un artista
arrivato, un artista tutto tondo. Acqua azzurra, acqua chiara, arrangiata anche questa dal nostro amico detto Mariano. Bene, ascoltiamo Acqua azzurra, acqua chiara. Caro Richard, siamo alle Microfono. fasi conclusive di questo nostro appuntamento con te, con la storia di Lucio Battisti, con Robo Matano. Abbiamo tempo un Ecco, minuto. scusa, no, solo un aneddoto per dirti la grandezza di Lucio. Nel 1969, anno della sua consacrazione, è uscito Sì? a gennaio Sì. con Un'avventura, a marzo con Acqua azzurra, acqua chiara e a ottobre con Mi ritorni in mente. Vedi tu se c'è un altro artista che può fare altrettanto. Quello è il 1969. C'è qualcun altro che può fare lo stesso? Si accomodi, mi faccia vedere. No, Questo non è è Lucio possibile. Battisti. Ascolta, Richard, c'è qualcosa che ti ha emozionato rileggendo il libro che tu hai fatto insieme a Roby Matano? Ma ci sono tanti passi emozionanti. Quello più che mi resta di più non saprei dirti, perché ogni pagina ha una sua connotazione. Diciamo, la cosa emozionante è quando Matano ha preso Lucio Battisti nei campioni
e essendo minorenne ha dovuto andare a Poggio Bustone dalla mamma di Lucio Battisti, a farsi rilasciare la delega per poter far lavorare il ragazzo, e la mamma ha detto: Roby, ti affido mio figlio. Questo Perché è tutto una volta nella... si era minorenne a 21 anni, giusto? Sì, ne aveva 19 e si diventava maggiorenne a 21 anni. Allora, tu sei ancora minorenne adesso per quello, non è un problema, Francesco. E tutto questo, questa situazione è tutta raccontata nella canzone Nel sole e nel vento, nel sorriso e nel pianto. Questo Grazie, è grazie, grazie a te, grazie, Richard, ciao. grazie a te, ci tutti, sentiamo grazie. nei prossimi Ci giorni. vediamo il 29 Ringrazio settembre allo Roberto Space di Colombo alla Milano. regia, e prossimo appuntamento con musica indipendente è venerdì prossimo alle ore 13 alle ore 14. Grazie a tutti. Avete ascoltato Musica Indipendente.